ragazzi, come avevo promesso facevo un aggiornamento sui temporali che c'erano stati. In effetti al nord la situazione è stata peggiore, diciamo, a Milano, dove sono caduti quasi 85 mm in centro. Qui si registrano gravi danni e anche feriti. Diciamo è stata la Lombardia la regione che ha subito più danni per causa di nubifragi e grandine, quindi davvero un casino. È stata una notte di forte maltempo, ma soprattutto a Milano, che in effetti il valore della temperatura, ciao Filippo, ciao Anna, era di 34 gradi, quanto poi improvvisamente è crollata a più 19, cioè in pochissimo tempo si è avuto proprio un crollo termico a causa, come sempre dico, di questo caldo eccessivo che scatena questi temporali violenti, come ho sempre detto, diciamo, nei vari video, che anche qui a Salerno ora sta facendo caldo che sono 15 giorni, se qua incomincia a piovere succede il casino, ma è ovunque così, non solo a Milano, quindi è un casino, sarebbe meglio che piove più spesso e non che fa 30 giorni senza piovere e poi catena un casino. Addirittura una quercia c'è andata su un'auto, la svincolando una persona di 64 anni. Fortunatamente non ha diciamo, riportato gravi danni, solo lievi contusioni. Quindi diciamo una pioggia torrenziale davvero esagerata, dove in alcune parti ha superato anche i 200 mm l'ora. Poi si è messa anche la grandine con raffiche di vento a 54-55 km/h. Diciamo è stata una nottata purtroppo molto agitata, quindi in effetti questi sono tutti i danni che ci sono stati l'altro giorno a Milano. Quindi queste sono tutte le cose che sono successe. Fortunatamente ci sono solo feriti, alberi sradicati, queste cose così, ma nessuna di queste persone è grave fortunatamente, quindi è stato solo un nubifragio, diciamo, che a finale non ha portato gravi danni perlomeno alle persone, quindi ha sradicato alberi, cartelloni, queste cose qua, però si è allagata, però fortunatamente ripeto non ci stanno feriti gravi oppure qualche morto, quindi già è una cosa positiva. Tanti cartelloni o altro lo possiamo rifare, mentre le persone, ragazzi, non si possono rifare, quindi va bene così, tanto la strada, i cartelloni, gli alberi si rimetteranno di nuovo. Ciao Diego, ciao Michela. Quindi ragazzi, come sempre, ancora a Salerno ci sta il sole e ancora oggi è 5, visto sul meteo che c'ho, quello là che ho comprato online sul cellulare, e fino a 15 ragazzi, qua non ci sta un'ombra di pioggia da Roma a scendere giù, quando poi in effetti il 9, 10 e l'11 fate attenzione al nord, in tutto il nord stavolta, perché arriverà una bassa pressione che a contatto con l'aria caldissima scatenerà, come lo chiamo io, il patatrack dell'acqua. Sì, sì, l'ho fatto il video, l'ho fatto ieri sera in tardi, quindi l'ho fatto, sì. Ce ne sono stati in effetti 5 scosse di terremoto. La più grande era di 6.4 e poi altre diciamo 4.8, 3.8, comunque abbastanza, l'hanno sentita abbastanza bene perché erano a profondità di solo 8 km, quindi 6.4, immaginare che la gente è scappata perché sentiva tremare sotto i piedi, quindi anche per la paura del famoso Big One che loro aspettano, quindi poi la faglia di Sant'Andrea, quindi immagina la paura che hanno preso ieri, diciamo, queste persone purtroppo. Ma loro lo sanno dove vivono, ci sta una faglia che fa paura, là può scatenarsi tranquillamente anche un terremoto di 9 o 10, pensate un po', 9 o 10 cadono i palazzi, sono convintissimo, per quanta tecnologia loro hanno, non credo che le strutture manterrebbero un terremoto di 9 o 10, ma pure di 8, guarda, se è 8 fa casino davvero, quindi è sempre la profondità, diciamo, a giudicare il terremoto.
già 6.4, fosse stato 2 km invece di 8, avrebbe fatto danni, quindi è sempre in proporzione alla profondità. Comunque ragazzi, fortunatamente non ci sono vittime di questo temporale nubifragio che è successo a nord, però soprattutto mi ha colpito la Lombardia, quindi meglio così. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima notizia. Non lo so, guardi, veramente sono anni che faccio in Sardegna, no, forse non è una zona sismica, non lo so. Non ho mai sentito, oppure ho fatto video sulla Sardegna, no, di solito Campania, Sicilia, vabbè, il centro Italia, vabbè, quello è proprio all'ordine del giorno. Poi vabbè, California e tutte le altre parti sono proprio giornaliere, quindi la Sardegna no, secondo me non è una zona sismica, diciamo. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata. Abbiamo iniziato proprio bene la giornata. Avevo detto che facevo questo aggiornamento sul maltempo, diciamo, che era al nord, ma solo la Lombardia. Diego quasi muore sulle 9, ti giuro, io già ti posso assicurare che ho il computer che si mette in blocco, ho dovuto accendere il ventilatore vicino al computer per farlo stare più fresco, pensa un po'. Perché la temperatura con le ventole che ha non ce la fa a sopportare il caldo, quindi si chiude in automatico. Pensa un po' che calore che pure il computer si spegne. E vabbè sì, Livia, in mare sì, lui parla proprio della Sardegna proprio come isola, diciamo. In mare intorno alla Sardegna ci sono, sì. Però io dico proprio sull'isola non l'ho mai sentita, invece nel mare vicino alla Sardegna sì, loro stanno più a pericoli di tsunami in arrivo che non di terremoti sulla terraferma. Però il pericolo è sempre lo stesso, quindi se fa un terremoto in mare violento ti fa la costa della Sardegna tranquillamente, quindi non cambia nulla al finale. Vabbè ragazzi, vi farò un aggiornamento semmai sullo Stromboli perché so che ancora sta allerta gialla, ho visto poco fa, però per ora non dicono ancora nulla di che, a parte qualche video di qualche turista dove mostrano quando ha avuto inizio l'eruzione, però rimane ancora l'allerta gialla, ancora la nave sta vicino a porto in caso di eruzione, scappano tutti quelli che ci sono sull'isola, anche se tanti già se ne sono andati, però sono rimasti residenti, diciamo, quindi però è pronto per loro in caso di necessità una nave per portarli tutti via, quindi diciamo che stanno tutti nei paraggi del porto più o meno. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo più tardi per qualche notizia, speriamo meglio, ma purtroppo di meglio non ci sta mai nulla purtroppo. Vedi come fai un video di una cosa ne esce subito un'altra. Io ho fatto il video dello Stromboli, poi la sera ho dovuto fare quello del terremoto a Las Vegas. Come vedi, le buone notizie dove stanno ragazzi? Secondo me, io lo ripeto all'infinito, secondo me, le buone notizie non esistono, quindi punto e basta. Cioè, nella vita secondo me ci sono dei momenti di felicità, ma poi in sé per sé le notizie in generale sono sempre brutte, quindi abbiamo solo quegli attimi di felicità che abbiamo nel corso della nostra vita, però poi se ci guardiamo intorno tutto, vediamo che va tutto male, quindi vabbè, lasciamo stare che è meglio. Ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo più tardi, ciao.